questione di un territorio montano come questo che sta in mezzo tra due regioni a statuto speciale, e ne conosco tutte le specificità e conosco tutta la necessità di intervenire per cercare di limitare i problemi di questa asimmetria istituzionale che non ha senso, e soprattutto perché la nostra montagna abbia forme di autogoverno più forti, più marcate, che ci sia un'autonomia più forte. Parole, parole, parole. Siamo giunti ad un accordo con il governo ad ampio, diciamo, spessore, in quanto è stato firmato da Lorenzo Guerini, vice segretario del PD nazionale, in cui si garantisce l'elettività all'ente provincia di Belluno. Un accordo politico tra la coalizione di centrosinistra e il movimento del BARD, con il quale vogliamo riconoscere alle zone del Bellunese una vera autonomia e una vera specificità. C'è sicuramente un impegno ad avviare un percorso di confronto serio su questo argomento che ha assunto appunto il PD. Parole, parole, parole. L'unica proposta di legge seria sull'autonomia possibile e sull'autonomia concreta è a firma del Partito Democratico. Questo devono sapere i veneti e i bellunesi, del nostro impegno concreto, i fatti, perché l'autonomia non si sbandiera, l'autonomia la si deve praticare. Parole, parole, parole. Guarda che l'autonomia delle province montane è importante per la loro complessità, e quindi abbiamo considerato che nei tagli alle province abbiamo considerato il fatto che sono molto minori i tagli alla provincia di Belluno o alle altre province montane, proprio per questo motivo. L'autonomia della specialità, con Roger lavoriamo su questo anche in Parlamento, nelle scelte che il governo ha fatto negli ultimi mesi, ma un federalismo vero, concreto, che guarda a risolvere problemi, non di facciata. Il pericolo dello spopolamento noi lo scongiuriamo se diamo la vera possibilità ai cittadini di montagna di scegliere e di essere liberi di vivere in montagna. Parole, parole, parole. L'autonomia è fatta anche di piccoli passi concreti. Dentro questo accordo ci sono elementi di grande concretezza. Certamente il miglioramento della legge del Rio sulle province montane ne è l'elemento principale. Ha voluto rafforzare quest'atto politico presentato alla Camera anche in Senato per dare un segnale all'intero Parlamento e soprattutto per sollecitare il Parlamento a trattarlo e a portarlo a conclusione. C'è la base di un accordo politico fra partiti del quale anche il Patto assieme alla SVP se ne fa garante. Siamo sempre in attesa del rispetto dell'accordo che il PD aveva sottoscritto. Quello è un accordo fatto al massimo livello, noi abbiamo fatto quello che ci competeva, aspettiamo che mantengano le promesse.